Gli eroici marinai italiani caduti nello scontro navale del 28 e 29 marzo 1941 nella battaglia di Capo Matapan sono stati ricordati nel corso di una sobria manifestazione organizzata dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Gruppo Carmelo San Filippo, presieduta da Alfonso Bonfiglio, e dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle. La cerimonia ha avuto inizio presso la Chiesa Madre con la celebrazione di una Santa Messa. Quindi il corteo si è spostato presso il monumento dedicato ai caduti del mare con la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro alla presenza delle massime autorità. Due soci dell'ANMI hanno ricordato la battaglia di Capo Matapan nel mare Egeo, nelle acque antistanti l'isola di Creta, con lo scontro navale tra la Marina Militare Italiana e la Royal Navy britannica. È stata una delle battaglie navali più importanti della Seconda Guerra Mondiale, decisiva per il dominio del Mediterraneo e il transito dei rifornimenti per la campagna degli alleati in terra Africa. Lo scontro avvenne il 28 e il 29 marzo 1941 nelle acque a sud del Peloponneso. Poco poté fare la squadra navale italiana guidata dall'ammiraglio Iachino di fronte alla supremazia della Marina britannica, troppo schiacciante la differenza. Una battaglia intensa che fece conteggiare oltre 2300 marinai italiani morti con la perdita di diverse navi. Ma sentiamo le interviste. La notte tragica del 28 marzo 1941, dove 5 unità della Regia Marina Italiana furono affondate in pochi minuti dalla potente flotta inglese, che aveva a suo vantaggio l'uso del radar ed altri vantaggi in termini di tecnologie, di cooperazione aeronavale, avendo anche gli aerei imbarcati sulla portaerei, nonché l'abitudine al combattimento notturno, cosa che mancava ai nostri italiani. In quella notte finirono in acqua quasi 5.000 marinai italiani, di cui 2.300 morirono o furono dispersi. Porto Empedocle oggi sicuramente dà un messaggio di pace. Questi avvenimenti così terribili, la morte di giovani, parliamo di giovani di leva, di 21, 22, 23 anni, soprattutto diamo un taglio di consenta territoriale alla nostra Sicilia e la nostra provincia di Agrigento, perché ricordiamo che sono morti 355 militari delle province siciliane, da Trapani a Messina, a Caltanissetta fino anche a Enna, mentre per quanto riguarda la provincia di Agrigento i morti accertati e certificati dal Ministero della Difesa, che ringrazio l'ammiraglio Claudio Confessore per aver fornito i dati ufficiali, sono 27, dei comuni di Porto Empedocle ma anche dei comuni marinari Licata, Sciacca, Palma, Ravanusa, Siculiana e Realmonte. Oggi noi lanciamo anche un messaggio ai sindaci. Il messaggio che lanciamo è quello di ricordare nei prossimi anni questa tragedia e di intitolare una strada delle cittadine che hanno avuto rappresentativamente i militari caduti, dedicati ai caduti di Capo Matapan. Ho riportato anche il ricordo e ho letto il diario di mio padre, che è stato uno dei sopravvissuti, ma lo spirito del mio intervento è che i ricordi, questi tragici ricordi, si trasformano in memoria perenne, in modo da incidere nella nostra vita e nella vita specialmente dei più giovani, auspicando e pregando che simili accadimenti non abbiano più a verificarsi e che finalmente possa trionfare la pace per tutti.